Nuovi strumenti di conoscenza per una società che cambia sempre più rapidamente. Negli scorsi giorni Confcommercio ha presentato il nuovo Centro Studi sul Terziario Trevigiano di Ebicom Lab, struttura creata e sostenuta da Ebicom, ente bilaterale del terziario, al fine di monitorare un comparto variegato che in provincia di Treviso conta oltre 54.000 unità locali, divise tra commercio, turismo e servizi, su un totale complessivo di quasi 100.000 operanti nell'intera economia provinciale. L'obiettivo è di scandagliare tutte le potenzialità di un settore che, nonostante i 7 anni di profonda crisi, è ancora in continua espansione. Noi abbiamo la necessità ovviamente di non muoversi per sentito dire, noi abbiamo la necessità di avere dei dati concreti, quindi questo è uno strumento che nasce oggi. Il centro studi è fondamentale per capire un attimo un po' la situazione ed avere ovviamente le condizioni per poter programmare e prendere anche le decisioni, fare accordi. Quindi io immagino che domani, rispetto al lavoro che oggi sta sostenendo il centro studi e l'ente bilaterale, metta a disposizione delle parti sociali la possibilità di trovare delle intese nuove. Dopo un paio d'anni di lavoro preparatorio svolto per il sistema Confcommercio, il centro studi ha potuto produrre un'accurata indagine sulla situazione occupazionale del terziario trevigiano, che pur evidenziando un saldo negativo nell'anno appena concluso, offre interessanti spunti di lettura sui cambiamenti in atto nel mercato del lavoro. Una delle condizioni essenziali per poter dare alle imprese gli strumenti per guardare avanti è la conoscenza. Avere un'idea di come stanno andando le cose nel mercato, di quali sono le richieste, per esempio nell'ambito di un settore così fortemente flessibile in cambiamento come è quello del terziario, ti mette nelle condizioni di poter fare le scelte, parlo alle imprese, di poter fare le scelte migliori rispetto alla incrociare quella che mi auguro arrivi velocemente, quindi una ripartenza dell'economia. Molti imprenditori formulano aspettative di assunzioni, però assunzioni di qualità, cioè si ricercano persone che abbiano preparazione, competenza, professionalità, viene molto meno richiesta la preparazione generica e anche il livello di istruzione, se collegato però alla conoscenza e all'esperienza e al saper fare, diventano elementi importanti. Quindi c'è bisogno da questo punto di vista di una struttura formativa ai vari livelli che sappia affrontare le sfide di un mercato del lavoro che cambia, un mercato del lavoro che ha un 40% di nuove assunzioni di tipo flessibile e soprattutto un mercato del lavoro dove le nuove competenze richieste cambiano continuamente. Da questa indagine emerge in maniera chiara che appunto il terziario in alcune sue componenti è in fortissimo cambiamento, richiede sempre maggiori professionalità, nuove figure come quelle legate per esempio al marketing di rete, all'innovazione, che oggi apparentemente sul mercato è difficile trovare. Uno degli obiettivi è proprio quello di, attraverso un'indagine come questa, fare orientamento e allo stesso tempo mettere in campo quei percorsi formativi, noi ci stiamo già attrezzando, che possono dare risposta sia a chi cerca lavoro e a chi il lavoro lo offre.